Venerdì 23 maggio, buona giornata della memoria da Buongiorno Sicilia. Oggi vedremo perché siamo indietro sui diritti LGBTQ. Poi ci sarà con noi il presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro e a Palermo si inaugura il Museo del Presente. Naturalmente con me Angelo Gagliano che fra poco ci presenterà la rassegna stampa, ma cominciamo con l'attualità più stretta. C'è stato un blitz antimafia nel Nisseno e addirittura ancora in corso, ci sono 9 arresti, è stato smantellato il clan di Campofranco che si stava riorganizzando dopo la scarcerazione per mafia di Angelo Schillaci. Vediamo i particolari. 9 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta perché ritenute appartenenti ad un clan mafioso operante a Campofranco. 7 sono state condotte in carcere, 2 domiciliari, mentre un altro soggetto è attualmente ricercato. Sono indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso. L'indagine è stata avviata nell'ottobre 2022 dopo la scarcerazione di Angelo Schillaci. Gli indagati, in gran parte presunti appartenenti alla famiglia di Campofranco, si sarebbero adoperati per la riorganizzazione del clan attraverso il reperimento di armi e la costituzione di una cassa comune con i proventi illeciti delle estorsioni e dello spaccio di stupefacenti. Sono stati accertati 4 tentativi di estorsione con atti intimidatori ai danni di alcune ditte impegnate ai lavori di rifacimento di opere pubbliche nei comuni di Campofranco e Milena e di un operatore commerciale di Campofranco, nonché 3 estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti. Il clan aveva rapporti anche con soggetti di Milena e della provincia di Agrigento. Intanto 5 arresti sono stati effettuati anche a Catania. La polizia ha smascherato gli autori di una rapina commessa alla cassa continua dei parcheggi dell'ospedale San Marco. Il video che vi proponiamo mostra tutte le fasi di quel colpo. Hanno atteso il momento giusto e poi sono entrati in azione con l'obiettivo di rubare l'incasso del parcheggio dell'ospedale San Marco di Catania. È successo il 6 giugno del 2022, ma le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le successive indagini hanno portato all'arresto degli autori. Si tratta di un 43enne, un 53enne, 2 59enni ed un 66enne. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che ipotizza, a vario titolo, i reati di rapina aggravata, furti in abitazione e in autovetture e spaccio di stupefacenti destinati ad un detenuto nel carcere di Piazza Lanza. Gli accertamenti della squadra mobile avrebbero chiarito il ruolo dei 5 arrestati nella rapina alla cassa continua del parcheggio dell'ospedale San Marco, commessa da 3 degli indagati, uno dei quali armato di pistola, giunti a bordo di 2 scooter, e di individuare anche un complice ed il basista. Bottino dell'assalto, che vedete in queste immagini, poco più di 2.000 euro. Nell'ambito dell'indagine sulla rapina è stato ripreso anche un 53enne mentre lanciava addirittura stupefacenti e telefonini all'interno del carcere di Piazza Lanza. Ed eccole le armi sequestrate nel corso dell'operazione, conclusa all'alba con 5 arresti. Oggi è la giornata della memoria, si ricorda la strage di Capaci e anche quella di Via D'Amelio, si ricorda principalmente a Palermo dove tra poco saremo in collegamento diretto, ma anche a Catania dove è stata realizzata la scalinata della legalità con i volti dei magistrati Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia. Per 57 giorni, cioè dal 23 maggio, da oggi, data della strage, fino al 19 luglio, il giorno della strage di Via D'Amelio, la scalinata al Palazzo di Giustizia di Catania ricorderà l'importanza e la necessità della lotta alla mafia. Vediamo. Gradino dopo gradino al Palazzo di Giustizia di Catania prende forma la scalinata della legalità per ricordare il sacrificio dei magistrati Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia. A realizzarla da 8 anni a questa parte il liceo artistico Emilio Greco. Dal 23 maggio, data della strage di Capaci, sino al 19 luglio, giorno dell'eccidio di Via D'Amelio, per 57 giorni sarà questo a Catania il monito per non dimenticare i valori della giustizia e dell'impegno nel lottare la mafia. Per Chiara è il suo 5° anno. È sempre stato un qualcosa che mi ha sempre legato sia al concetto di legalità al mio territorio e anche molto alle persone con cui ho lavorato, ai miei amici, ai miei compagni, ed è stato sempre un crescendo. Un lavoro corale. C'è la sinergia di tutto il personale, docenti, collaboratori scolastici e anche assistenti tecnici.
ogni anno è un appuntamento fisso e noi siamo stimolati perché i ragazzi sono sempre nuovi, perché la scalinata va rifatta ogni anno e quindi noi aggiungiamo ai ragazzi un'informazione che è utile, fondamentale e deve restare nella memoria. A Palazzo di Giustizia anche il presidente e la giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati di Catania, per il quale è rischioso l'attacco e il tentativo di delegittimazione che da anni subisce la magistratura. Certe polemiche sta il fatto che si vedono sempre quando, anziché fare i processi che servono alla società, si cominciano a toccare determinati livelli che si vorrebbe, non dico immuni, ma con delle corsie preferenziali, e così si vedono tante cose, le misure che si ritengono orologeria invece non lo sono, perché i tempi della giustizia sono quelli che sono per tutti. Falcone e Borsellino, tenaci difensori di legalità e di contrasto alla mafia, in questa scalinata continuano a ricordarci il loro sacrificio. Bellissima davvero la scalinata, che sarà lì al Palazzo di Giustizia di Catania fino al 19 luglio, anniversario della strage di Via D'Amelio. Restiamo a Catania, dove il mare sarà restituito alla città con lunghi tratti della ferrovia che saranno interrati. Ci saranno le gallerie sotterranee che libereranno quindi la zona della stazione e la zona anche degli archi, sopra gli archi della Marina. A Palazzo degli Elefanti la firma per la realizzazione di questa serie di opere che poi porterà entro il 2030 l'alta velocità tra Palermo, Catania e Messina. Vediamo. Sugli archi della Marina a Catania passano i treni, ma non sarà più così. Più volte annunciato, diventerà realtà l'interramento dei binari per restituire il fronte mare alla città. Sarà il primo dei progetti che verranno realizzati. A Palazzo degli Elefanti, nero su bianco, la firma di un'intesa tra amministrazione, FS e Rete Ferroviaria Italiana per una serie di interventi con Catania, che diventa nodo principale dell'alta velocità per quanto riguarda i collegamenti ferroviari con Palermo e Messina. Progetti che ci fanno immaginare la città che sarà. Non solo l'interramento della tratta Aquicella-Bicocca, utile anche per raggiungere l'aeroporto. In piazza Alcalá ci sarà la fermata Duomo, proprio in centro città. In piazza Europa verranno dismessi il deposito e le ex officine ferroviarie per progetti di rigenerazione urbana. Tutta quanta l'area a ridosso di piazza Europa, voi immaginate cosa significherà privare tutta quell'area dei binari e pertanto restituirla alla città. Immaginerei un bel parco urbano che va a degradare sul Caito. Nello stesso tempo quelle aree preesistenti potrebbero anche diventare aree da valorizzare in chiave turistica attraverso poi un'intesa che dovrà essere trovata con il Comune di Catania. Previsto anche l'interramento della stazione di Catania Centrale. L'alta velocità tra Palermo, Catania e Messina favorirà anche il trasporto delle merci che potranno viaggiare in treno. Abbiamo alcune opere finanziate, altre dovranno essere finanziate. Insieme al Comune, alle Regioni e al Governo lavoreremo perché questo accada. Opere di lungo respiro con fine dei lavori previsto per il 2030. Bene, e con questi auspici e queste prospettive chiudiamo le notizie. Per il momento andiamo a vedere invece quelle del mattino con Angelo Gagliano. Direi di ripartire proprio da questo servizio, con la Bene. Sicilia di Catania. Eccolo qui il titolo: infrastrutture più attrattive e rinascita delle ferrovie dismesse. Il Comune, RFI, Ferrovie dello Stato hanno firmato questo accordo di rigenerazione. Trantino, un bene per la città a cui sarà restituito il rapporto con il mare, negato da oltre 160 anni. E poi invece ci sono altri problemi. Ai villaggi Delfino e Baia dei Mori mancano scarichi, acqua e luce. Le segnalazioni di chi vive stabilmente nella zona dell'Oasi del Simeto, il Comune intervenga, e quindi è qui una situazione di criticità. Ora però vediamo la prima pagina del quotidiano La Sicilia, che ha, come vedete, noi capaci in primissimo piano. Nel giorno del ricordo della strage Falcone, in attesa di una verità piena sul 92-93, le riflessioni su cosa sia la legalità oggi, scritte dai ragazzi del quartiere di Catania, un progetto formativo proprio all'interno delle pagine del quotidiano La Sicilia. E poi ancora sempre sulla prima pagina del quotidiano La Sicilia, a Catania posteggiatori abusivi tutti pregiudicati.
a Catania torna la scalinata della legalità. Abbiamo appena finito per l'appunto di vedere anche il servizio. Ma andiamo nelle pagine interne. Ci occupiamo invece della vicenda del nuovo procuratore a Catania. Sarà sfida Curcio Puleio, CSM in commissione tutte le correnti con il Papa straniero, relatori e laici per l'aggiunto etneo, il campo largo che ha bruciato Ofonso e il giallo sul voto ad ardita ritirata. Insomma, si continua ancora a discutere proprio su questa vicenda. Poi c'è la pagina dedicata alla città di Catania, vedete i Ceusi e la piantagione fai da te, il gruppo criminale prese contatti a Barrafranca per avviare una produzione di marijuana, lo stupefacente doveva favorire soprattutto la piazza etnea, ma la scarsa qualità del prodotto mise in crisi i rapporti fra i due gruppi. Sempre sulle pagine interne della Sicilia facciamo adesso un appendice di carattere sportivo, perché intanto leggiamo del Catania, i tifosi fra coreografie, incitamento e speranze. Ora possiamo farcela a proposito dei playoff di Serie C. Residenti in Sicilia sabato non potranno andare ad Avellino, si rinnoverà il rito dei maxi schermi in Piazza Dante, è previsto intanto un nuovo sold out. Ma oggi è una giornata importante per lo sport catanese, perché l'Equipo Orizzonte può vincere lo scudetto, fa la sfida, diciamo scudetto, la gara 3, oggi pomeriggio le rosso-azzurre in acqua, la piscina ennesima, 18:45, per l'epilogo del campionato femminile non ci sono margini di errore, le ragazze di Martina Micei devono vincere per riconfermarsi campionesse d'Italia, quindi insomma in bocca al lupo alle ragazze dell'Orizzonte. Questo per quanto riguarda il calcio, ma adesso torniamo alle notizie. Vedete la fotonotizia che ha in primissimo piano il giornale di Sicilia, la memoria oltre la retorica, questo è il titolo. Oggi le commemorazioni per le vittime delle stragi di Capaci, e poi quanto accaduto ieri, la droga scorre a fiume, allo Sperone 26 arresti, smantellati i fortini dello spaccio, la regia di Cosa Nostra. E intanto sulla vicenda dello zoo profilattico i giudici adesso indagano sul cambio al vertice, dunque faro acceso dalla Corte dei Conti. Il governo regionale ha nominato il nuovo CDA, Francesca Di Gaudio, scelta come direttore generale, in corso accertamenti su una presunta parentopoli all'istituto. E ancora sempre sulle prime pagine, sulla prima pagina del giornale di Sicilia, scoperto mentre appiccava incendi, è stato preso, quindi si è evitato un incendio doloso grazie a questo intervento tempestivo. Repubblica apre proprio con l'indagine della Corte dei Conti sull'istituto zooprofilattico. Sono scattate le ispezioni sulla gestione commissariale dell'ente, Seminara si autoassolve, Regione e Ministero non hanno vigilato, la Giunta Schifani approva i nuovi vertici, Francesca Di Gaudio diventa il direttore. Agente infiltrato allo Sperone, vivo una vita che non è la mia. E poi c'è l'inchiesta, Miccichè chiese soldi per una candidatura nel voto del 2022. E leggiamo ancora foto notizia, ecco qui l'evento, più carri e altre sante oltre a Rosalia, un festino super per i 400 anni, quindi si preparano i festeggiamenti per l'appunto di Santa Rosalia. E lo scontro a Catania è ripreso anche in prima pagina della Repubblica, a Catania la disfida dei procuratori. Pagine interne, e vediamo a proposito del giorno della memoria, così questo 23 di maggio il museo, i ragazzini, il corteo, così Palermo celebra i suoi eroi, l'inaugurazione dello spazio a Palazzo Jung, poi una catena umana di studenti al tribunale, in via Notarbartolo parla solo Maria Falcone. Questa insomma in sintesi quella che sarà la giornata di oggi, ma intanto non mancano le polemiche. Targa a Montinaro, protestano i parenti degli altri poliziotti, una cerimonia a Pistoia accende la polemica, i nostri cari dimenticati, il fratello di Dicillo, da 30 anni c'è chi fa mercimonio sulla memoria. Non mancano, come detto, le polemiche e gli attacchi. A proposito, abbiamo visto dalla prima pagina, scatta l'indagine della Corte dei Conti sulla gestione allegra dello zoo profilattico, la Giunta Schifani ha approvato i nuovi vertici dell'istituto. Di Gaudio è la direttrice, ma andiamo a vedere
Lo scaricabarile, seminario dopo l'autoproroga, scopre anche l'autoassoluzione. Il commissario dell'ente, in sella da 9 anni, accusa le istituzioni. Sono state Regione e Ministero a non vigilare e a tenermi qui a vita. Questa è la sua versione. Miccichè, torniamo ad occuparcene, soldi per una candidatura, ecco il secondo capitolo dell'inchiesta. L'ex presidente dell'Ars nella bufera, l'esponente forzista è indagato non solo per l'auto blu, ma anche per il reato di induzione indebita a dare utilità. Lo scambio nel 2022 poi non decollò. La vicenda è emersa nell'ambito di una ulteriore indagine su politici regionali. Insomma, vedremo se ci saranno altri risvolti. E poi abbiamo parlato del blitz ieri antidroga, 2 investigatori si fingono spacciatori, blitz nel market della droga allo Sperone, operazione della Mobile, sono state arrestate 26 persone in affari con le cosche di Brancaccio e di Roccella, un giro d'affari da 100.000 euro al mese scoperto dagli inquirenti grazie alle intercettazioni ambientali ma anche ai video. Abbiamo offerto ieri per l'appunto gli approfondimenti nel corso dei nostri telegiornali. Andiamo adesso sulla Gazzetta del Sud, liste d'attesa, 100 giorni per smaltirle, ambulatori aperti anche la domenica e subito nuove assunzioni. Ieri sera per l'appunto nei nostri TG abbiamo affrontato il tema, a Messina è stata presentata la soluzione dell'ASP per riorganizzare il servizio sanitario. C'è tempo anche per leggere dalle pagine interne. Per agevolare i cittadini, ambulatori aperti anche la domenica, presto nuove assunzioni, priorità assoluta per 185 prestazioni sanitarie che saranno effettuate nel primo periodo, quindi c'è già una short list, una lista comunque privilegiata, però insomma 185 non sono pochi, da smaltire in maniera piuttosto veloce. Direi che per il momento con la rassegna stampa regionale possiamo anche fermarci qui, torniamo dopo con i fatti nazionali. Molto bene, tra poco quindi i quotidiani nazionali con il nostro Angelo. Allora, breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Stamattina cominciamo dal Corriere della Sera e parliamo subito del redditometro che però insomma, ha avuto lo stop, ieri già avevamo anticipato, lo stop di Meloni. La Premier sospende il decreto, le opposizioni una figuraccia, via Giorgetti e Leo. Questa è la richiesta chiaramente delle opposizioni, l'annuncio dopo le polemiche, nessun grande fratello, non vessiamo la gente comune, soddisfatta Forza Italia. E poi vedete ci sono indicazioni che arrivano dal sondaggio, Fratelli d'Italia al 26,5%, il PD supera il 22%, salgono Forza Italia e Lega, cala il Movimento 5 Stelle. Questi sono gli ultimi sondaggi chiaramente che riguardano le prossime elezioni europee. E poi lo Stato palestinese, eccolo qui il titolo, l'Europa si spacca sul riconoscimento, Israele richiama gli ambasciatori dai paesi che hanno insomma riconosciuto lo Stato palestinese. Armi, droga, omicidi, il super boss turco arrestato a Viterbo, la rete PM progettava attentati. La mamma influencer in fin di vita, in cella il marito, l'accusa è tentato omicidio, una storia che arriva da Biella, direi da approfondire. Speriamo di farcela nelle pagine interne. E poi stamattina un po' tutti chiaramente dedicano una notizia, ed è doverosa, allo storico trionfo che è avvenuto sul Bayern Leverkusen con l'Atalanta, che ha vinto in maniera anche larga 3-0 la finale di Europa League. Complimenti al tecnico Gasperini, ma insomma a tutti i ragazzi che hanno giocato, hanno fatto una grandissima partita, una grande prestazione, ha riportato insomma una squadra italiana di nuovo vittoriosa in una competizione europea. Il titolo principale di Repubblica stamattina è sull'economia, sulla finanza. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un allarme sui conti, i paletti del Fondo Monetario che gelano l'esecutivo, serve una manovra da 60 miliardi in 2 anni per sanare il bilancio. C'è accordo sulla fine del super bonus, l'allungamento del PNRR, ma bisogna fermare tutte le misure in deficit. Redditometro, marcia indietro del governo su pressione di Lega e di Forza
Italia. E poi Medio Oriente, brutalità di Hamas sulle donne soldato ancora in ostaggio. Spagna, Norvegia e Irlanda dicono sì alla Palestina, ma anche qui vedete la gioia. Poi l'eroe della serata, Lookman, autore davvero di una tripletta incredibile, Atalanta nella storia sua, l'Europa League, quindi un'impresa. Nuove scosse, il governo promette aiuti a chi lascia i Campi Flegrei, parliamo chiaramente dello sciame sismico che sta interessando la zona del napoletano. Poi le altre notizie dalla stampa adesso, Schlein con Meloni e Le Pen, i popolari tradiscono l'Unione Europea, c'è un'intervista alla leader del PD, voglio il faccia a faccia su scuola e sanità, idee forti, insiste la Schlein, ma sappiamo che in questo momento non ci sarà questo faccia a faccia, almeno per come si era immaginato. Centrodestra in tilt, redditometro sospeso, manovra nel mirino, sgravi fiscali e sanità per reperire dei fondi, sì alla Palestina, Stato, l'Europa si spacca, se la pace non si fa alla procura dell'Aia, cioè, tribunale praticamente internazionale. E poi vedete anche qui la notizia, l'inferno di Siu, l'influencer di Biella in coma con una ferita nel petto, il marito arrestato per tentato omicidio, notizia davvero drammatica. Il giornale adesso, Meloni spegne il redditometro dopo le polemiche che c'erano state nella giornata di ieri, la Premier boccia il decreto, non ci sarà nessun grande fratello fiscale, puntiamo all'evasione insostenibile di chi si finge nulla tenente e gira con il SUV. E poi cantiere Eurodestra, il PPE cerca un patto, parliamo delle elezioni europee, allarme dagli USA, la guerra nello spazio, lanciata arma russa, questa è la preoccupazione che arriva in queste ore. Avvenire adesso, 3 sì per la Palestina sugli ostaggi, altro shock, Irlanda, Norvegia e Spagna riconoscono lo Stato, Netanyahu richiama gli ambasciatori. E vedete poi comunità energetiche, motore di sviluppo dalla CEI Vademecum per valorizzare la transizione energetica, redditometro alta di Meloni, appello per la tassa da ricchi. Altre prime pagine, stavolta vediamo il Fatto Quotidiano, Morvillo, Mori è intoccabile, accuse IPM contro la verità dopo il governo, anche l'arma contro i magistrati. Ieri si è registrata una nota per l'appunto di solidarietà per Mori. Cirielli di Fratelli d'Italia, si fa la villa nel parco ma è illegale, bocciato dal Consiglio di Stato. Il vice ministro degli esteri, sentenza oscurata, acquistò una cascina per farne un villone in un'area vincolata, poi la abbatté e iniziò a costruire il sito della Corte, insomma omise il suo nome. Tutte storie che il Fatto riesce a scoprire, riesce a portare praticamente in evidenza. Siamo sul Messaggero, redditometro stop di Meloni, la Premier vede Leo, decreto sospeso, nessun grande fratello, opposizione all'attacco, in arrivo una nuova norma e domani in Consiglio dei Ministri salva casa, dalla sanatoria arriveranno per le casse dello Stato circa 10 miliardi, chiaramente per dare respiro alle casse. Riconoscimento della Palestina, l'Unione Europea si spacca, il gelo degli Stati Uniti e poi ancora una drammatica storia, quella che viene raccontata in prima pagina. Mia figlia, baby atleta, stuprata dall'allenatore, lui disse mi provocava, una storia incredibile. A Roma ha chiesto il processo per questo sedicente allenatore. E poi il giallo dell'influencer in fin di vita, indagato il marito, storie terribili che riguardano ancora sempre le donne. La verità, Sharia accolta nei documenti italiani, clamorosa scoperta di Fuori dal Coro, sottomissione in corso. Attenzione a quello che scrive La Verità, perché c'è tanto sensazionalismo. I contratti matrimoniali tra islamici registrati nei nostri comuni prevedono esplicitamente la possibilità della poligamia. Il marito mette nero su bianco anche la superiorità sulla moglie, lei può chiedere il divorzio solo in certe circostanze
e con il suo permesso. Questo è quello che scrive. Poi vedete anche qui il caos redditometro, la Meloni stoppa tutto, con noi mai un grande fratello fiscale, e c'è poi una riflessione, autogol elettorale, ma che ridere le urla di Dem e Grillini, sono delle riflessioni. E poi ancora i fondi neri di Toti sono solo una patacca. Qui cerchiamo di capire di più. Dopo 2 settimane un pool di giornali scopre nell'ordinanza un passaggio di denaro da un conto all'altro, sempre per spese politiche. Secondo i PM è tutto irrilevante e monta un caso. Oggi ci sarà l'interrogatorio del governatore. Speriamo insomma che si possa sapere qualcosina in più di questa intrigata vicenda. L'Unità, l'anniversario della morte di Falcone. Lo Stato mette nel mirino i suoi uomini, la persecuzione del generale Mori, questo è quello che viene evidenziato. Ora c'è una sentenza che dice soccorrere i naufraghi è sempre obbligatorio, nel caso della Juventa, nave chiaramente di ONG. Poi ancora altre notizie che arrivano, il manifesto, Stato di Palestina, il gesto simbolico, Spagna, Irlanda e Norvegia annunciano il pieno riconoscimento entro i confini del 1967. Poi la fotonotizia, vedete, con la Meloni, la Le Pen, in fondo a destra, questo è i neonazisti no, le destre europee hanno aspettato la vigilia delle elezioni per provare a rendersi presentabili, grandi manovre nei 2 gruppi, conservatori e identitari, guidati dalle ambizioni di Le Pen che vuole fare come Meloni, e Salvini insegue la maggioranza in Italia, si litiga intanto, questa è la situazione del momento. Altre notizie, c'è anche il dubbio stamattina, Capaci, vedete, 32 anni fa la strage, l'antimafia di potere ha tradito la rivoluzione di Falcone, il ricordo del giudice assassinato da Cosa Nostra non può diventare un esercizio di retorica. E ancora andiamo avanti con il tempo, redditometro sospeso, un film già visco, ecco, riferimento all'ex ministro, ecco la vera storia del decreto, delle polemiche tra manine e il piano del governo per rimediare la situazione. Poi ancora andiamo con altre prime pagine, c'è una prima pagina economica che vuole di Italia Oggi, sospeso il redditometro, l'annuncio di Giorgia Meloni con un video sui social dopo le polemiche provocate dal procedimento firmato dal viceministro Leo, servirà un altro decreto. Abbiamo ancora diverse cosine da vedere, ad esempio l'Osservatorio Romano, chiedo scusa, pregare per la pace in questo tempo di guerra mondiale, all'udienza generale il nuovo appello del Papa per i tanti paesi in conflitto, in particolare per Ucraina, Palestina e ancora Israele e Myanmar. Insomma, Santo Padre non perde un'occasione per lanciare appelli per la pace. Il titolo particolare della Ragione, Politometro, è un titolo particolarissimo, Davide Giacalone in prima pagina, chiaramente l'invito è a leggere, ad approfondire con grande attenzione. Siamo sulla Nazione di Firenze, Meloni sospende il redditometro, la Premier congela il decreto, mai grande fratello fiscale, ma per la Lega e Forza Italia il provvedimento va abolito definitivamente. Elezioni europee, Tajani, lavoro per alleanze tra popolari, liberali e conservatori, premierato, le opposizioni sventolano la Costituzione in aula. Poi la foto notizia che ci riporta a fatti certamente più sereni e più lieti, al presentatore toscano, quindi a Carlo Conti. La difficile eredità di Amadeus, miglior modo per festeggiare i miei 40 anni in Rai, Sanremo, il ritorno di Carlo Conti. E per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale, per il momento ci fermiamo qui. Bene, allora adesso diamo un'occhiata al tempo e poi subito dopo i primi ospiti, aspetta che eccoci qua, siamo qui, tra poco i primi ospiti parleremo della situazione sui diritti della comunità LGBTQ, su cui l'Italia a quanto pare è piuttosto indietro. State con noi, buongiorno Sicilia.
Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia continuerà a mantenersi a tratti instabile, in particolare al nord, con il rischio per nuove piogge, acquazzoni e temporali che coinvolgeranno in parte le aree interne del centro, mentre al sud e sulla Sicilia le condizioni saranno migliori, con un tempo stabile e assolato e un clima asciutto. Una ventilazione da segnalare a regime di brezza lungo le coste e temperature diurne che raggiungeranno anche i 27-28 gradi, in particolare sulle zone interne tra il Nisseno e il Catanese. Per quanto riguarda poi la giornata successiva, quindi in vista di venerdì, le condizioni rimarranno stabili su tutta la Sicilia ancora una volta, con cielo sereno, clima asciutto, davvero poco da segnalare. Attenzione soltanto al weekend, quando aumenterà il rischio pioggia, in particolare nella giornata di domenica su buona parte del meridione, quindi rischio per qualche piovasco atteso anche sull'isola. Le temperature nel frattempo, nella giornata di venerdì, rimarranno stazionarie con clima di fatto caldo nelle ore centrali del giorno. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, c'è con noi un ospite, Vera Navarria, che è presidente dell'Arci Gay di Catania. Vogliamo parlare con lei del fatto che l'Italia sui diritti LGBTQ è piuttosto indietro. Vediamo come. Innanzitutto il fatto che l'Italia è fra i 9 paesi di tutti i 27, quindi una minoranza piuttosto ridotta, che non ha firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBTQ+. Allora, che cosa prevede questa dichiarazione? Allora, la dichiarazione prevedeva un impegno preciso a favorire il riconoscimento dei diritti delle persone LGBT. Lei ha detto benissimo, l'Italia è uno dei pochi paesi, ma la situazione appare nella sua, a non aver firmato la dichiarazione, ma la situazione appare nella sua gravità se poi andiamo a vedere esattamente di quali paesi si tratta. Cioè, mentre paesi come la Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, il Belgio naturalmente che l'aveva proposta, la Danimarca, potrei continuare, hanno tutti firmato la dichiarazione, l'Italia insieme all'Ungheria, che non è certamente un faro per i diritti in questo momento, insieme alla Romania, insieme al blocco dei paesi ex sovietici, non ha firmato la dichiarazione. Questa dichiarazione prevedeva anche poi parallelamente, se ho capito bene, la nomina di un nuovo commissario per l'uguaglianza. Che cosa dovrebbe... E quindi questo nuovo commissario affiancherà la commissione. Commissario, commissione. Che cosa dovrebbe fare la commissione? Ma la Commissione dovrebbe vigilare sul rispetto dei diritti e fornire anche degli indirizzi per cui i paesi, nel rispetto naturalmente delle politiche e delle decisioni nazionali, però ribadiscano con forza che l'Europa sui diritti delle persone LGBT si muove comunque in una direzione che è comune. Attualmente purtroppo non è così e c'è grande preoccupazione, lo confesso, perché siamo alle porte delle elezioni europee. Sì. Ma quello che sorprende è anche la motivazione per cui l'Italia non ha... la ministra Roccella ha detto sostanzialmente che l'Italia non ha firmato la dichiarazione per via dell'identità di genere che è presente nella dichiarazione. Ora, naturalmente il concetto di identità di genere si rifà alle persone trans. Tutti abbiamo un'identità di genere, ma è chiaro che quando la ministra dice che l'Italia non firma per via dell'identità di genere, sta in sostanza dicendo siamo disposti a riconoscere tutele riguardanti l'orientamento sessuale e quindi per le persone lesbiche, gay, bisessuali, ma non siamo disposti a riconoscere tutele per le persone transgender, che però sono assolutamente quelle più discriminate, quelle più fragili in questo momento e quindi anche quelle che avrebbero bisogno più delle altre di strumenti di tutela. Attenzione. Tra l'altro, parallelamente a questo c'è una organizzazione non governativa che si occupa di questi problemi, che si chiama Rainbow Map di ILGA Europe, che fa vedere che noi siamo veramente indietro, siamo scivolati al 36esimo posto. A che punto siamo? Al 36esimo posto su 48 paesi.
in materia sempre di uguaglianza e tutela dei diritti. Ecco, quali sono le ragioni per le quali veniamo penalizzati, oltre a quelle che lei ha appena elencato? In Europa poi però ci sono le organizzazioni non governative che fanno, come dire, delle verifiche e decidono. La ragione per la quale ILGA Europe dice voi siete collocati, diciamo, un po' più nelle posizioni basse, perché? Le ragioni sono tante, dal fatto che in Italia non c'è ancora il matrimonio egualitario, le unioni civili sono un'altra cosa e quindi non è riconosciuta a noi persone LGBT anche la legittimità di poter essere famiglia e creare una famiglia, al fatto eclatante di cui penso tutti ci ricordiamo della bocciatura del DDL Zan, e quindi l'Italia rimane uno degli ultimi paesi in Europa a non avere una legge contro i crimini d'odio. Ecco perché non possiamo aspettarci. Quello che lei sinteticamente ha definito DDL Zan, vogliamo un attimo chiarirlo magari per chi non si ricorda? Sì, prevedeva sostanzialmente l'estensione della legge Mancino anche a quei reati, a quelle condotte violente nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans. Si prevedeva appunto un'aggravante che avrebbe anche permesso di riconoscere il movente di questi episodi e quindi di denunciarli con una maggiore facilità. Legittimare quindi anche quello che è naturalmente il punto di vista della vittima. Certo, riconoscere il fenomeno. È un reato comune, cioè è sempre reato, però non c'è un aggravante particolare. E poi c'è un altro tema importante, divisivo, terribile per dire quanto polemica ha suscitato, che la questione della maternità surrogata, che noi consideriamo ancora oggi un crimine universale, così grave da essere perseguito anche se commesso all'estero, cioè anche se uno e su questo voi siete naturalmente... Sì, la direzione... Allora, non credo che ILGA ci penalizzi... L'ILGA è quella di prima che ci ha messo nelle parti basse soprattutto per questa questione della gestazione per altri, o diciamo preferisco chiamarla così. Gestazione per altri e per altre, perché io sono profondamente convinta, come Michela Murgia, che la maternità non si possa surrogare. Quindi dà fastidio anche il termine, no? Sì, ce ne sono anche di peggiori, voglio dire, utero in affitto. Però diciamo io noi preferiamo chiamarla gestazione per altri, perché questa espressione mette anche l'accento su quello che è anche un dono, il dono di mettere a disposizione la capacità di generare, che non è sempre quel mercimonio che si vorrebbe far credere, tant'è che in moltissimi paesi civili, gli Stati Uniti, il Canada, la questione è normata. Quindi il tentativo è quello di voler mettere situazioni molto diverse nello stesso calderone e addirittura l'Italia in questo momento, ci sono le audizioni in Senato su questa proposta di legge Varchi, che prevede, perché la gestazione per altri è già vietata in Italia, ma prevede di farla diventare reato universale, quindi di punire anche quelle coppie omosessuali che, poche perché chiaramente comunque occorre essere benestanti, si recano all'estero per farla, ripeto, con percorsi che sono comunque molto normati. E quindi, scusi se la interrompo, è perché si mette insieme, si dice... È perché si fa per i soldi, no? Si fa acquistandola questa cosa, invece non è no, perché per esempio negli Stati Uniti la gestante deve dimostrare di avere un reddito, un lavoro, una casa di proprietà, di aver avuto altri figli, ci sono dei requisiti, non è che tutti possano svegliarsi la mattina e dire voglio fare la gestante, non è così che funziona. In Canada per esempio la gestazione per altri è solidaristica, quindi non c'è un compenso per la gestante, ci sono situazioni molto diverse. Però mi lasci dire che sebbene la proposta Varchi sulla carta in realtà
punisce molto, propone di punire molto duramente con multe sanzioni salatissime e addirittura anche il carcere per molti anni chi si reca all'estero per un percorso di gestazione per altri. Naturalmente non fa sulla carta una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, perché ricordiamo che comunque la maggior parte degli italiani e delle italiane che ricorrono alla gestazione per altri sono comunque coppie eterosessuali, non omosessuali. Però è evidente che una coppia eterosessuale che rientra dall'estero con un bambino è meno facilmente individuabile rispetto a una coppia di papà. Quindi noi abbiamo il fortissimo sospetto e timore che poi si rivelerà un provvedimento punitivo diciamo, nei nostri confronti. Esatto. Senz'altro. Lei sa benissimo che questi sono argomenti non divisivi ma ultra divisivi su cui i quotidiani e anche le trasmissioni televisive come dire, dibattono da settimane, da mesi eccetera. E noi cerchiamo semplicemente di avere delle informazioni che le chiedo anche per quanto riguarda la discriminazione e l'odio, cioè episodi di discriminazione. A che punto siamo? Siamo in una fase in cui si stanno assestando, stanno diminuendo, ci stiamo abituando ad avere rispetto per questi diritti oppure ancora no? Ma guardi, Arcigay ogni anno ha un osservatorio sui crimini d'odio che naturalmente monitora però solamente quegli episodi di cui voi organi di informazione vi occupate, che sono comunque una minoranza. Il fenomeno è largamente sommerso. Quest'anno abbiamo contato... perché spesso neanche si denuncia, certo non si denuncia perché non c'è una legge, il cane che si morde la coda, torniamo sempre lì. Quest'anno abbiamo contato 149 episodi, di cui uno episodi di violenza e discriminazione nei confronti delle persone LGBT, di cui uno gravissimo avvenuto a Milano pochi giorni fa. Di che cosa si è trattato? Si può sì, si può raccontare, addirittura di un tentato omicidio. Caspita. Ma a parte questo abbiamo visto che ancora oggi più della metà delle persone LGBT ha timore a passeggiare per strada tenendo per mano il proprio partner. Questo significa comunque che non viviamo esistenze libere, serene e felici, che sentiamo il bisogno di proteggerci e di nasconderci continuamente. Anche gli attacchi alle coppie sono in aumento. Sono in aumento e un altro dato che da insegnante mi ha particolarmente preoccupato è che il 68% degli studenti LGBT riferisce di aver subito degli atti di bullismo a scuola. Però il 67% degli stessi riferisce di non aver mai trattato i temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere a scuola. Quindi se non investiamo sulla prevenzione è normale che questi dati saranno destinati a peggiorare e questo dato in particolare mi ha colpito non solo per la sua gravità, ma anche perché pochi anni fa, nel 2019, i numeri erano comunque più bassi. Quindi intorno al 40%. Se ne parli anche in televisione, sia pure in maniera anche con contraddittori, eccetera, eccetera, malgrado questo la situazione non migliora. Purtroppo quando le istituzioni incoraggiano questo clima d'odio, le conseguenze sono inevitabili. Questi sono i punti di vista di Vera Navarria, presidente dell'Arcigay di Catania, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie Speriamo a voi. Che la prossima volta che verrà ci potrà dare notizie. Buone notizie, lo spero anch'io. Notizie migliori di queste. Allora, per il momento facciamo una breve pausa, tra poco sarà con noi il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia,
è con molto piacere che ci colleghiamo con Palermo, dove c'è il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Balastro, che tra l'altro è in un luogo simbolico, lo vedete fra un momento sotto l'albero Falcone, eccolo lì proprio alle sue spalle, ed è il giorno, naturalmente, il giorno della memoria, il giorno dell'anniversario di Capaci. Buongiorno Presidente e benvenuto. Buongiorno, bentrovati anche a tutti i telespettatori. Bene, allora da oggi c'è una nuova sede in Sicilia per la Croce Rossa Italiana, benemerita, che sappiamo per tutte le sue attività, da Lampedusa sino, adesso ne parleremo, anche a Gaza, è così? Sì, è vero, in via Piersante Mattarella viene inaugurata la sede ristrutturata del Comitato regionale della Sicilia, che abbraccia i 38 comitati che stanno sul territorio e le altre circa 50 sedi di Croce Rossa, quindi un po' coordina tutto ed è in un luogo anche particolare perché è proprio di fronte a via Notarbartolo, dove sta proprio l'albero di Falcone. Anche a testimonianza, ecco, questa coincidenza a testimonianza del fatto che il volontariato nella nostra regione, mi permetto di dire nostra perché io sono siciliano, nella nostra regione è un punto di legalità, è un momento importante per consentire alle persone, alle donne, agli uomini, ai ragazzi e alle ragazze di poter fare qualcosa per migliorare la realtà che li circonda. Certo, e quindi essendo oggi il 32esimo anniversario della strage di Capaci, anche la Croce Rossa sarà, come dire, parteciperà alla commemorazione con il minuto di silenzio, tutti i momenti che poi illustreremo nel corso delle nostre programmazioni, sia qua, Buongiorno Sicilia, che più tardi nei telegiornali. È così, Presidente? Sì, ormai è da qualche anno, addirittura qualche anno fa il vicepresidente regionale, rappresentante regionale dei giovani, lesse il nome di Paolo Borsellino quando c'è il momento della commemorazione, quindi siamo da un po', ecco, da qualche anno impegnati in maniera così organica in questo momento di memoria, proprio per indirizzare anche giovani e meno giovani sulla necessità di trasformare i nostri punti di servizio in presidi di legalità. Molto spesso le volontarie e i volontari sono impegnati in iniziative a carattere educativo verso i bambini e i giovani. Ecco, e nell'educazione si toglie manovalanza alla criminalità. Questo è molto bello e molto importante che lo sottolinei lei, Presidente. Adesso io la pregherei di, come dire, lasciare per un attimo con il pensiero e le parole la Sicilia, Palermo, le commemorazioni che tra poco cominceranno e invece di concentrarci sulla striscia di Gaza, dove voi siete, come dire, attivi per quanto è possibile in quella situazione. Ricordiamo che ci sono stati, secondo i dati che vengono diffusi a livello ufficiale, oltre 35.000 morti fino ad ora e più di 78.000 feriti. Sappiamo che la striscia di Gaza è sostanzialmente impenetrabile, ma malgrado questo voi riuscite come dire, a essere attivi anche da quelle parti. Cosa fate e come fate? Sì, i numeri che lei ha detto rappresentano anche quella che è la crudeltà della situazione, perché sono dei numeri addirittura molto maggiori di quelli che sono i morti in Ucraina. Quindi in Ucraina, in oltre 2 anni di guerra e con una popolazione sensibilmente diversa da quella della striscia di Gaza, c'è stato un numero di morti inferiore. In mezzo a questa situazione, devo dire, abbastanza clamorosa, noi ci troviamo ad aiutare tramite il Movimento Internazionale dei Croce Rosse e Mezze... Sì, prego, vada avanti. C'era stata un'interruzione, continui pure. C'è stata un'interruzione, sì. Chiedo scusa ai telespettatori. Siamo stati e siamo presenti nei territori grazie all'apporto che diamo alla Mezzaluna Rossa palestinese, che ha pagato un prezzo di sangue comunque assurdo, perché sono oltre 20 morti tra gli operatori sanitari e umanitari della Mezzaluna Rossa palestinese e del Magen David Adom in Israele. Abbiamo anche inviato 231 tonnellate di farina che sono state trasformate in pane, che è stato distribuito a tutte le persone all'interno dei campi profughi, e collaboriamo con il governo italiano affinché vada in porto l'operazione Food for Gaza e quindi venga inviato materiale
non soltanto di beni di prima necessità, ma anche materiale necessario per gli ospedali, in modo tale da consentire davvero una assistenza a tutto tondo. Considerate che ogni giorno si stima che arrivino nei territori arabi meno della metà dei viveri necessari, quindi ogni giorno si accumula il 50% di denutrizione. Questa è una cosa veramente agghiacciante, sono dati confermati poi da lei, ci fanno certamente impressione. E tra l'altro mi permetta di ricordare che anche voi avete avuto delle vittime come volontari della Croce Rossa palestinese, è così? Sì. Siamo a oltre 20 vittime fra volontari e dipendenti della Mezzaluna Rossa palestinese e 2 vittime anche nel Maghed David Adom in Israele. Nei 160 anni dalla prima convenzione di Ginevra, questo credo che sia il modo peggiore per far fuori un patrimonio non solo giuridico ma di umanità che in questo secolo, oltre secolo e mezzo, aveva caratterizzato quello che era l'impegno umanitario anche durante le guerre. Invece siamo tornati a una cosa che si diceva prima: in guerra tutto è concesso, e che in guerra non è tutto concesso. Gli operatori sanitari e umanitari non sono un bersaglio, non lo sono le strutture sanitarie e le scuole, non lo è la popolazione civile. Dove il diritto internazionale umanitario viene rispettato si salvano le vite, dove non viene rispettato c'è una situazione di tutti contro tutti che in realtà non porta soltanto a ulteriori sofferenze e lutti. Ancora una curiosità, Presidente, mi permetta, so che avete in progetto, malgrado la realtà che ha appena descritto, che è veramente agghiacciante, quella della costruzione di un ospedale da campo. A che punto siete e dove pensate di riuscire a installarlo? Allora, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, che è quello che agisce insieme alla Società Nazionale di Croce Rossa del luogo dove c'è la guerra, è titolare, diciamo, di interventi nei momenti in cui c'è conflitto armato, e ha annunciato che inserirà questo ospedale da campo. Siamo in attesa di avere maggiori notizie, ma se lo hanno annunciato è perché hanno già avuto tutte le rassicurazioni anche da parte del governo che non diventerà un bersaglio, almeno lo speriamo. Esatto. Nel momento in cui tutta questa organizzazione andrà avanti, noi siamo pronti, noi ci eravamo già messi a disposizione per fare uno ospedale da campo anche dopo il valico di Rafah. Purtroppo le mancate condizioni di sicurezza ci hanno impedito di poter agire. Ecco, confidiamo che grazie all'intervento del Comitato Internazionale, che non essendo parte del conflitto ma riuscendo a parlare con tutte le parti, si possa riuscire a fare qualcosa per cercare almeno di soccorrere i feriti. Giusto, abbiamo letto che dovrebbe prevedere una 60ina di posti letto con naturalmente le cure di emergenza, ma poi anche assistenza ostetrica, ginecologica, materna, neonatale, pediatrica, sì, perché purtroppo ricordiamo anche i bimbi lì da quelle parti sono vittime, e le cure ambulatoriali per le decine e decine di feriti. Io stesso, quando sono stato in Egitto alla conferenza in cui organizzavamo gli aiuti, ho sentito la testimonianza di alcune donne che hanno, in mancanza di culle termiche, hanno dovuto lasciare i propri figli senza sentirli per 2 o 3 settimane e andare nella parte sud del paese, perché lì magari c'era l'unico ospedale che aveva le culle termiche. Queste sono situazioni chiaramente di sofferenza disumana che non trovano nessuna giustificazione. Esatto. E Presidente, io naturalmente voi siete un'associazione benemerita che fate cose concrete e non vi occupate certo di politica, però mi permetto di chiederle che opinione si è fatta dell'idea fresca di queste ore per cui Norvegia, Irlanda e Spagna hanno riconosciuto lo Stato palestinese, a differenza del resto dell'Europa, quindi in qualche modo l'Europa si è anche divisa su questo. Non so, secondo lei può portare benefici dal punto di vista anche vostro, cioè dal punto di vista, come dire, della situazione a Gaza? Guardi, le potrei dire che sia da cittadino sia da Presidente della Croce Rossa, che l'avesse con cui sto parlando adesso, non saprei, non ho un'idea su quella che possa essere la migliore soluzione, se non quella del buonsenso, se non quella della diplomazia.
Credo che soltanto con un apporto di diplomazia fra le parti si possa riuscire a far cessare quello che è una situazione complicata che sta mietendo vittime e che sta alimentando un odio che continuerà per generazioni. Ecco, esatto. Quindi non conosco la migliore soluzione, non entro nelle scelte legittime degli stati sovrani, ma naturalmente auspico che ci sia davvero una possibilità di colloquio fra tutte le parti e si trovi una soluzione nell'interesse delle donne, degli uomini, nell'interesse dei bambini, nell'interesse della popolazione. Consideriamo sacrosante queste sue parole, Presidente Rosario Valastro. Adesso chiudiamo il collegamento, la lasciamo a Palermo, lì davanti all'Albero Falcone, dove l'abbiamo vista inquadrata fino ad ora, perché adesso cominceranno tra poco le celebrazioni per la commemorazione della strage di Capaci, oggi che è il 32esimo anniversario. Grazie per le parole importanti che ha voluto riferirci e grazie soprattutto per tutto l'impegno che svolgete a Palermo, in Sicilia e fino nelle parti del mondo dove le cose sono più terribili come Gaza. Buon lavoro. Grazie a voi. Facciamo una breve pausa, naturalmente amareggiati come è giusto che sia dopo aver sentito tutto quanto, e tra poco torneremo a collegarci a Palermo con il nostro Marco Cullà proprio per entrare nelle celebrazioni dell'anniversario di Capaci in modo più diretto e più concreto. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo ancora in diretta. Angelo Gagliano ci fa dare ancora un'occhiata ai quotidiani. Allora, approfondiamo qualche notizia di cui abbiamo parlato nel corso della rassegna stampa qualche minuto fa. Intanto cominciamo con Mosca, che adesso minaccia, a parte quello che succede nello spazio, minaccia di volere cambiare quelli che sono i confini marittimi, e c'è l'allarme dell'Unione Europea e della NATO. Il documento, poi tolto dal sito del governo, al via le esercitazioni intanto nucleari. La Gran Bretagna, la Cina vende armi alla Russia, quindi la situazione è... I confini marittimi dei paesi baltici, esattamente, che ricordiamo sono anche paesi dell'Unione Europea, ecco, tanto per... E quindi il problema comincia a essere. Infatti il Baltico di Putin, scrive la stampa, Eccolo. Per restare in tema il presidente russo ridisegna i confini marittimi con Finlandia e Lituania, e fra le altre cose qui ci sono anche paesi ormai che fanno parte della NATO. L'allarme del Pentagono: Mosca ha lanciato un'arma controspaziale. Pure. Quindi c'è poco da stare assolutamente sereni. E arriva la notizia, l'approfondimento da Libero. La minaccia russa arriva dallo spazio, ha lanciato il Cosmos 2576, che è in grado di sparare bombe atomiche e interrompere le comunicazioni in tutto il mondo. Aiuto, però questo poi lo approfondiremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Adesso possiamo collegarci con Palermo, c'è il nostro Marco Cullà in diretta. Siamo a Palazzo Jung, dove si sta per inaugurare il Museo del Presente, che è proprio il museo giusto per l'occasione del 23 maggio, è l'anniversario di Capaci e la giornata della memoria. A te Marco. Eccoci qua, buongiorno Michele, buongiorno Angelo. Quelli che vedete alle mie spalle sono gli studenti a cui questo museo del presente appunto vuole arrivare. Non deve essere soltanto un museo della memoria con ovviamente dei ricordi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, ma deve essere anche un museo del presente, deve probabilmente anche essere una sorta di strumento di formazione per tutti questi studenti. Vi dimostro che sono qui oggi presenti giovanissimi bambini, studenti delle medie, ma soprattutto anche delle scuole elementari, che oggi appunto presenzieranno all'inaugurazione di questo museo. È il 23 maggio, 32esimo anniversario della strage di Capaci. Negli ultimi 10 anni la manifestazione principale è stata sempre
fatta all'aula bunker del carcere Ucciardone. Questa volta il teatro è diverso, il palcoscenico è diverso, ma il segnale, la memoria è sempre quella. Siamo appunto, come hai detto bene tu, a Palazzo Jung, dove verrà inaugurato questo museo, una manifestazione che durerà all'incirca un'ora e un quarto. In attesa l'arrivo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il ministro della cultura San Giuliano, ma ovviamente Maria Falcone, che inizierà, aprirà, taglierà il nastro, ovviamente dedicando anche un pensiero a quello che è successo ovviamente 32 anni fa. A sua volta, dopo questa manifestazione, ce ne sarà un'altra a Capaci. Vi do anche il dettaglio del programma di oggi, un'altra manifestazione a Capaci. Poi alle ore 15:30 partirà un corteo dalla carcere Ucciardone direzione via Notar Bartolo, dove alle 17:58, minuto della strage, ci sarà il minuto di silenzio proprio sotto l'albero Falcone. Alle ore 19 una messa privata, ovviamente per tutti i parenti delle vittime. E questo il programma, sicuramente un po' meno dettagliato rispetto a qualche anno fa, quando c'erano anche le navi della legalità. La manifestazione all'aula bunker durava diverse ore, però sicuramente il messaggio che passa anche da questo anniversario è un messaggio che vuole arrivare proprio a chi deve costruire la cultura, a chi deve ovviamente far dimenticare queste ombre. Sono proprio alle mie spalle i giovani studenti che oggi appunto faranno parte di altre manifestazioni che si svolgeranno nell'arco della giornata. Due cose velocemente, Marco. Intanto è positivo che già gli studenti siano lì, vogliano partecipare, naturalmente su sollecitazione delle scuole, c'è una sensibilità, come dire, costante. Sono passati 32 anni, ma è come se fosse ieri. La seconda cosa era, lo faremo poi nel corso del telegiornale, la televisione non fa le cose prima se non le può vedere, ma il Museo del Presente che cosa conterrà, che cosa contiene? Ma contiene degli strumenti, contiene delle foto, contiene ad esempio la famosa penna stilografica di Giovanni Falcone, che si spezzò proprio in occasione dell'attentato e che è stata ricostruita, e che appunto poi nel corso noi del telegiornale delle 13:30 vi mostreremo appena appunto ci sarà questo taglio del nastro. Al momento non possiamo mostrarvela proprio perché alle 10 è in programma ovviamente la manifestazione, l'inizio, lo start della manifestazione, però sicuramente sono degli strumenti, ma anche delle foto abbastanza anche sintomatiche di quelli che erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi è sicuramente un museo che poi deve arrivare, come ho già detto poc'anzi, Michele, soprattutto agli studenti, perché di memoria noi in questi anni ne abbiamo fatta tantissimo, abbiamo seguito ogni anno il 23 maggio con grande accuratezza, ma adesso tocca proprio a loro, tocca a questi studenti che sono in prima fila. Sono loro ovviamente coloro che devono cancellare definitivamente quelle ombre grigie, quei nuvoloni grigi che ha portato la mafia in questi anni. Infatti tu stai facendo vedere già gli studenti sul lato destro dello schermo. Qua. Tra l'altro vediamo se riusciamo anche a farvi vedere anche dei cartelloni che qui sono, eccoli qua, giovanissimi studenti qui presenti che salutano, eccoli tutti qui. E carini, sì. Grazie, ricambiamo il saluto. Diverse scuole presenti, il Danilo Dolce ad esempio, tantissimi altri istituti di Palermo che stanno ovviamente oggi partecipando a questa importante manifestazione. Bene, ma è bellissimo chiudere anche il collegamento con questi visi e con i loro cartelli, che poi vedremo nei particolari nel corso del telegiornale, ed è bello anche segnalare il fatto che a Palermo, come dire, il ricordo, la memoria non solo non si sbiadisce, ma addirittura si rafforza con la inaugurazione di un nuovo edificio, questo Museo del Presente a Palazzo Jung. Grazie a Marco Gullà, buon lavoro per quando ci rivedremo tra poco nel corso della mattinata e poi alle 13:30 e alle 14 nei nostri telegiornali. Adesso per noi è venuto il momento dell'almanacco. Prego, buongiorno Sicilia. Oggi, martedì 23 maggio, si celebra come ogni anno la giornata della legalità, con la quale si commemorano le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992.
sapete quanti idiomi diversi esistono nel mondo? L'UNESCO stima che ci siano almeno 7.000 lingue diverse, alcune delle quali parlano solo poche centinaia di persone, ma alcune lingue come il cinese, il mandarino e lo spagnolo sono parlate da milioni di persone in tutto il mondo. E voi? Quante lingue parlate? Oggi scopriremo il significato dell'espressione "a taste of your own medicine", o in italiano un assaggio della tua stessa medicina. Da dove viene questa espressione? La sua origine risale addirittura alle favole di Esopo, in cui un truffatore vendeva medicine false e quando si ammalò gli furono somministrate le sue stesse medicine, che naturalmente non funzionarono. Da allora questa espressione è stata utilizzata per descrivere la situazione in cui qualcuno riceve il trattamento che ha inflitto a qualcun altro. Insomma, chi la fa l'aspetti. Bene, è il momento di tornare in diretta con il nostro Marco Amato, che sicuramente ci riporterà all'attualità, diciamo, dell'intrattenimento, all'attualità televisiva con le sue belle tazzine e, beato lui, la sua bella dose di caffè mattutino. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Ecco, allora, oggi parlo un po' di argomenti un pochino più ameni e celebro insomma le ultime azioni di Giove in Toro. Giove che tra poco, proprio giorno 25, passerà in Gemelli cambiando epoca. E cambia un po' la configurazione di tutto lo zodiaco, ma Giove ancora gioca bene per i segni di terra e di acqua, per cui è proprio un segno d'acqua quello che ottiene un ultimo trionfo di Giove in zona Cesarini, che è proprio Carlo Conti. Carlo Conti, che da pesci ha ottenuto un riconoscimento tipicamente gioviano, ovvero è investito dell'alta carica di condurre il prossimo Sanremo. Quindi facciamo intanto gli auguri al caro Carlo Conti, perché si potrebbe anche dire che i conti tornano e quindi finalmente anche lui lo rivedremo in una delle kermesse più importanti dell'anno e sarà Sanremo. In bocca al lupo. Giove ha sempre la funzione accrescitiva e d'allargamento e i segni zodiacali con cui dialoga nella sua posizione bene sono quelli che aiuta moltissimo a trionfare, a magnificare, a pluralizzare, ad accrescere. Quindi viva Giove, e gli acqua e terra se lo godessero per gli ultimi 2 giorni, perché 25 passerà in Gemelli e quindi sarà la volta degli aria e dei fuoco. Oggi luna piena in Sagittario, quindi ottimo per i segni zodiacali di fuoco, ma la bella Venere entra in Gemelli, quindi romanticità per i segni d'aria. Gemelli, Bilancia, Acquario tornano i più romantici, mentre invece la luna volitiva per il fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, li rende magnifici. Di acqua e di terra, come ho detto, quindi Vergine, Toro e Capricorno per i terra si godranno per gli ultimi momenti Giove, che porterà tanto, mentre invece gli acqua avranno tutta una serie di evoluzioni con le quali avere a che fare, e Giove che vi saluta e vi augura ad Maiora. Vi auguro una splendida mattinata e buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, viva! Invidia quando si tracanna quella tazzina, beato lui. Scherziamo naturalmente, grazie Marco, anche perché è sempre disponibile ad accettare le nostre stupidaggini che diciamo ogni tanto. Adesso cose serie. 23 maggio dell'83, 1883, viene pubblicata L'isola del tesoro di Stevenson. Con questo romanzo comincia il mito dei pirati e delle loro mappe con la celebre X che indicano i punti dove ci sono i tesori nascosti sulle isole sperdute del Pacifico, che Salgari non aveva mai visto perché le scriveva sul divano di casa sua. Prego. 23 maggio arriviamo al 1911, la New York Public Library apre ufficialmente al pubblico, è la seconda più grande biblioteca degli Stati Uniti, la terza al mondo. Una volta finiti i lavori, durati 8 anni, è servito un anno intero per traslocarvi i volumi, circa 1 milione di copie, impressionante.
Cala il sipario sui mitici Bonnie e Clyde il 23 maggio del 1934. La famosa coppia di fuorilegge americani viene uccisa dalla polizia, vedete per l'appunto un riferimento del Texas e anche della Louisiana, mentre cerca di fuggire alla guida di un'auto rubata. La coppia diventerà famosa sia per le imprese criminali che per la loro storia d'amore, tanto da diventare protagonista anche di svariati film. Ed è il 23 maggio del 92 quando, vedete, questo è l'orrore a Capaci, il giorno della strage, 500 kg di tritolo piazzati sotto l'autostrada che esplodono mentre transitano le macchine, prima della scorta, poi quella di Giovanni Falcone con la moglie e un altro agente, un autista, e poi ancora la terza macchina, il magistrato che aveva dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. 23 maggio del 2017 muore Roger Moore, star del cinema e della TV, con 7 film all'attivo e il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond, interpretato dal 1973 sino al 1987. E il 23 maggio dell'87 esattamente nasce Claudia Lagona, in arte Levante. Sapete dove nasce? Nasce a Caltagirone, io non sapevo che fosse caltagironese. Levante si trasferisce a Torino, si fa conoscere nell'estate del 2013 con Alfonso, nel 2017 entra nella giuria di X Factor, nel 2020, lo sapete, partecipa al Festival di Sanremo tra i Big con il suo brano Tiki Bom Bom, tra i brani più popolari del suo repertorio, Non me ne frega niente, ecco, tratto dall'album Nel caos di stanze stupefacenti, non di sostanze, di stanze stupefacenti. Il brano riflette uno degli aspetti più controversi della nostra società, quello di passare la vita sui social, costruendosi un'immagine da leone e da tastiera che spesso non corrisponde alla realtà. Non me ne frega niente, descrive quell'atteggiamento sempre più frequente di chi fa la rivoluzione sul web lamentandosi di tutto e poi nella vita reale non fa nulla. Non me ne frega nulla, Levante, noi speriamo che invece a voi importi di tutto e soprattutto domani di rivederci a Buongiorno Sicilia. Buona giornata, a domani. A domani.